Ultimi giorni per votare e far votare i partecipanti al concorso Canoro World Folk Vision. Anche il gruppo Città di Agrigento è passato in finale e fino al 28 giugno sarà possibile esprimere la propria preferenza. Ampia soddisfazione è stata espressa da Riccardo Cacicia, fondatore del gruppo, che da più di 45 anni di storia si è sempre contraddistinto per la sua professionalità, per l'eleganza dei costumi, per le danze, l'autenticità delle musiche tradizionali della nostra terra di Sicilia, facendo conoscere le tradizioni popolari nei 5 continenti, e sono stati anche insigniti come ambasciatori della cultura siciliana nel mondo. Quindi il suo appello a votare. Allora, noi siamo gratificati per aver raggiunto questo importantissimo traguardo, ma ancora noi vogliamo proseguire e quindi invito, così come già l'ho fatto sulle pagine network, invito tutti gli amici, tutti i conoscenti, tutti quanti amano il gruppo folk Città di Agrigento, che nella storia ha significato tantissimo per la città di Agrigento. Non a caso è ambasciatore della cultura agrigentina nel mondo, e quindi un ringraziamento a tutti coloro che fino adesso hanno votato, ma il mio auspicio è quello che da qui a 2 giorni possono ancora votare per permetterci di raggiungere questo importante traguardo. Quanto è importante? È importantissimo, perché già essere arrivati alla finale con 23 milioni di persone che hanno votato, che hanno visto il sito in ogni parte del mondo, dà sicuramente visibilità al gruppo Città di Agrigento, che già 45 anni fa la signora Milano, Luigi Mirante, aveva creato assieme al marito. E quindi per il processo della nostra attività è molto importante sotto l'aspetto della visibilità e della qualità del gruppo.